Carissimi, rieccoci insieme, siamo a venerdì, quindi un altro appuntamento con i nostri amici dello SPI CGIL del Veneto. Quest'oggi abbiamo Fulvio Dal Zio della segreteria organizzativa regionale dello SPI CGIL, ben ritornato qui con noi. Grazie. E Danilo Toccane, stavolta in veste di funzionario nazionale dello SPI CGIL, Dipartimento Internazionale. Grazie anche a lei. E parliamo, visto che ci avviciniamo molto rapidamente a un periodo forse di cambiamenti, comunque di scelte significative, parliamo di Europa. Anche i pensionati se ne interessano, anche i pensionati hanno un'idea di Europa, hanno un piede naturalmente in Europa e quindi vediamo anche di capire cosa sta succedendo. Io direi di inquadrare un po' la situazione con Fulvio Dal Zio, poi andiamo nello specifico che ha competenze anche tecniche da raccontarci Danilo Toccane. Perché tra l'altro state anche organizzando, avete organizzato momenti di incontro per parlare di questo? Sì, noi il 15 di aprile convochiamo la nostra assemblea generale dove discuteremo di Europa. Ci saranno dei relatori importanti, la professoressa Donata Gottardi dell'Università di Verona, Paolo Graziano dell'Università di Padova e Giacomo Pasini dell'Università di Venezia, oltre al nostro segretario generale della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari, di Fausto Durante, che è responsabile nazionale per la Confederazione delle Attività Internazionali, e l'evento sarà concluso da Ivan Pedretti, segretario generale dello SPI CGIL nazionale. La relazione sarà della nostra segretaria regionale Elena Di Gregorio. Facciamo questo appuntamento come molti altri territori dello SPI, insomma molte altre strutture dello SPI a livello territoriale, in vista del prossima tornata elettorale del 26 di maggio, che è un voto importante, decisivo, strategico. Stanno approntando vari seminari di approfondimento per far capire l'importanza della dimensione europea al giorno Ecco, la d'oggi. cosa che mi colpisce, perché un po' mi piace domandare alle persone, eccetera, domandare ai giovani se è importante l'Europa. Proprio i giovani dicono di sì, perché c'è con l'Erasmus. Esatto. Ma non solo l'Erasmus, gli spostamenti, poi soprattutto le opportunità occupazionali, esatto, perché l'idea di muoversi liberamente è molto allettante, anche se poi molti guardano oltre i confini della nostra Europa, perché non sempre può dare delle garanzie. Parlare con persone anziane invece tante volte non ne ravvedono, non riescono a trovare un interesse, una appeal, la vedono qualcosa di poco appetibile. L'interesse è più per assurdo agli imprenditori belli in forze che devono aprire attività che comunque comportano dei rapporti anche che devono essere agevoli con paesi dell'Europa e degli altri continenti, che non con gli anziani. Allora chiedo, la domanda lo so che è perniciosa, però proprio per far capire perché devono essere interessati anche i pensionati, gli anziani di questo discorso d'Europa, quindi qual è anche il ruolo che venite ad avere in questo contesto. Poi la patata bollente la devo girare, naturalmente, che non se la cava il nostro Toccane. Ma può esserci un timore maggiore da parte degli anziani, perché magari gli anziani sono più restii ai cambiamenti, alle evoluzioni. C'è il timore della diversità. Quando sei stato abituato a vivere 50 anni in un territorio, sempre in quel luogo, è chiaro che anche i cambiamenti sociali, ma che ci sono anche nei piccoli paesi, insomma io ho fatto il segretario a Rovigo della Camera Lavoro, una cosa che mi restava impressa, che mi è stata impressa, che ai piccoli paesini, piccolissimi, c'è il bar gestito da cinesi. Cioè, mi chiedo, l'anziano che è stato abituato sempre a vivere in quella determinata dimensione, questi cambiamenti è un po' più faticoso a comprenderli e stare al passo con questi cambiamenti. Non c'è dubbio che i giovani, che hanno maggiore dinamicità, che vedono in Europa un'opportunità, perché poi anche questo da sottolineare, noi parliamo tanto di immigrazione, ma il dato vero è che i nostri giovani, per avere un'occupazione stabile, magari confacente
con il loro titolo di studi sono costretti ad emigrare all'estero. E non c'è dubbio che l'Europa, che in questi anni insomma, siamo abituati a girare, ad andare nei paesi europei senza più dover passare le dogane, quindi c'è la libera circolazione delle merci e delle persone, è un fatto straordinario, insomma, quindi la dimensione europea è senza dubbio la dimensione che più ci può proiettare nel futuro. Certo, ripeto, il futuro fa paura, il cambiamento fa paura, però bisogna avere il coraggio di affrontarlo se si vuole andare avanti. Mi sembra che per esempio in Gran Bretagna qualche difficoltà ci siano da questo punto di vista. Della serie andare avanti con la testa rivolta all'indietro si va a sbattere. Quindi la dimensione europea è l'unica in un mondo globalizzato che ti può, come dire, permettere di essere un attore importante. Perché anche gli anziani sono interessati? Io ti do 3 numeri che fotografano l'Europa. L'Europa è il 7% della popolazione mondiale, il 25% del PIL a livello globale è prodotto in Europa, il 50% della spesa sociale, il welfare, che è l'elemento che distingue l'Europa rispetto al resto del pianeta, viene spesa qua in Europa, in particolar modo nell'Europa occidentale. Oggi quello che è messo in discussione è proprio il sistema di welfare che abbiamo realizzato e conquistato in tutti questi anni. Non c'è dubbio. Allora, se partiamo dall'assunto che l'Europa è l'unica dimensione che ti può permettere di essere un attore protagonista in un mondo che ormai è globalizzato, non c'è dubbio altrettanto che l'Europa deve cambiare i suoi, come dire, orientamenti, i suoi parametri. In questi anni, indubbiamente, l'ha fatta da padrone una politica di austerity che ha messo in discussione importanti conquiste sociali. Oggi quello che è messo in discussione è lo Stato sociale in tutti i paesi. Allora, l'Europa deve tornare a essere vicina ai cittadini. I cittadini devono sentirla una realtà che è vicina a loro e quindi le politiche di welfare devono diventare, come dire, prioritarie. Bisogna abbandonare la politica di austerity che invece di agevolare l'uscita dalla crisi siamo sempre lì, non ci aiuta, tanto che gli ultimi dati, in particolar modo per l'Italia, che sconta un gap rispetto agli altri paesi europei pesante, insomma. Quindi l'Europa è l'unica dimensione, ci vuole più Europa, dobbiamo avere consapevolezza di questo, però le politiche europee devono assolutamente cambiare. Ci deve essere più integrazione, deve esserci più sinergia tra i vari Stati europei. Non è vero che l'Europa sia solo il male, il problema di tutti i nostri mali. Guardate che il Parlamento europeo e la Commissione europea svolgono funzioni importanti, che vale la pena anche approfondire, insomma. Infatti adesso voglio vedere. Mentre quello che è il problema, secondo me, è il Consiglio europeo, dove ci sono i rappresentanti degli Stati nazionali, i governi, e quindi con tutte le contraddizioni che questo comporta. L'Europa ci ha rovinati, punto. Di cosa stiamo parlando? L'Europa vicina ai cittadini non ci sarà mai finché sarà una unione finanziaria. La finanza guarda i soldi delle multinazionali. È un po' questo, è un pensiero comune. È un po' che stavo dicendo anch'io, insomma, cioè ci deve essere. Anche per dire, parlavo anche con un'esperta proprio ieri, poi in una trasmissione che poi andrà in onda anche tra non molto, francese, esperta anche di economia, di movimenti sociologici, diceva che in Francia c'è lo stesso problema nostro, cioè non è percepita la nazione francese con tutte le dinamiche, le problematiche anche come le nostre, di pensioni, di stato sociale, di sanità, ma l'Europa proprio non è percepita presente, quindi è un problema trasversale, perché voi, e qui chiedo la parola, vi confrontate anche con pensionati di altre nazioni?
Sì. Un altro messaggio che vedo prima di passare la parola, lo leggo. Ormai sta diventando evidente che gli interessi sono solo finanziari, del popolo se ne fregano. Il popolo, vedi Francia, si sta svegliando. Ecco le manifestazioni gilet gialli, neanche appena detto. Se svegliarsi vuol dire produrre le azioni come quelle che stanno avvenendo a Parigi e in altre città della Francia, io ho dei seri dubbi, ho dei seri problemi. Poi tra l'altro mi è capitato un sabato di essere a Parigi e di conseguenza di avere visto da vicino come sono le manifestazioni, com'è la reazione rabbiosa da parte della gente, e siamo in una condizione nella quale, è vero, non si sa benissimo di dove si va a parare, perché ormai sono semplicemente arrabbiati, ma gli sbocchi di quelle manifestazioni non sono, è vero, intravedibili. È vero un punto. Noi anche come... però hanno ottenuto, Macron è venuto meno, cioè ha cambiato alcune cose, quindi sono riusciti qualcosa da ottenere. Non sono ancora soddisfatti loro, però lui ha fatto. Sta dando delle risposte, sta tentando di dare delle risposte indubbiamente parziali. Il problema vero è che ormai i gilet gialli sono divisi in vari gruppi, affastellamenti, eccetera, e per questo che io dico che non si riesce a capire come quel movimento possa trovare un punto di approdo, un punto di mediazione, perché la radicalizzazione dello scontro fino a quei livelli lì, cosa che noi per esempio in Italia abbiamo sempre evitato, perché sono livelli facili anche da raggiungere. Il problema è chi governa poi dopo quei movimenti, movimenti che sono partiti con la protesta sulle tasse sulla benzina, cosa che ormai oggi non si parla più, cosa sulla quale Macron aveva dato delle risposte che sono state poi tra l'altro rigettate. Di conseguenza siamo nella confusione più assoluta, come pure nessuno di noi è in grado di prevedere, per esempio, come dalla vicenda Brexit se ne uscirà in Inghilterra, perché anche qui siamo partiti su alcuni presupposti, siamo oggi nelle condizioni di non capire. Io sfido chiunque del popolo a intravedere come dalla Brexit se ne va fuori o se si resta dentro dell'Europa. Per cui ci sono dei movimenti molto forti, non hanno indubbiamente la nostra adesione, ci sforziamo di comprendere le ragioni di fondo per le quali si sono inscenati, si sono incendiati azioni di questa natura. Il punto vero è questo però. Ha ragione lei, stiamo vivendo una fase dove c'è una forte discussione sull'Europa e anche qui le forze in campo sono molteplici. Si esce dall'Europa, si rimane in Europa. Noi sosteniamo che abbiamo bisogno di una Europa indubbiamente diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni. C'è un punto. Oggi c'è disaffezione rispetto all'Europa, ed è vero. Quando è nata l'Europa, lo rivedevo in questi giorni, il 68% sono andati a votare. Gli europei sono andati a votare quando è nata l'Europa. Siamo arrivati alle ultime elezioni dove è andato a votare il 43% degli europei, per cui c'è una forma di disaffezione, anche molto forte. Io credo anche motivata. Ma forse anche non si crede nei rappresentanti che noi vengono non proposti. Possiamo, non mettere in evidenza che alcune politiche assunte dall'Europa, come diceva Fulvio prima, quelle dell'austerità, politiche contabili che non hanno tenuto conto, è vero, di quelli che sono poi dopo i fermenti e le realizzazioni che ci sono state nei singoli paesi. Ora noi sosteniamo una prima questione. Il 26 di maggio si va a votare. Noi siamo per la CGIL, invita i lavoratori pensionati ad andare a votare. Io qui oggi invito i
pensionati, i lavoratori, i giovani, gli studenti, di andare a votare, perché abbiamo bisogno, in una fase tra l'altro di riorganizzazione mondiale. Lei pensa che sia possibile che rispetto ai processi presenti fra le grandi nazioni, Stati Uniti, Cina, non ci sia. Il Messico, il Brasile, l'India, rispetto a queste grandi questioni noi riusciamo a rispondere come Stato-nazione? Riusciamo a rispondere come italiani da soli? Io credo che su questo noi dobbiamo essere molto precisi. Un attimo solo, abbiamo 2 messaggi credo che voglio leggere, che altrimenti giustamente i nostri telespettatori poi dicono che non leggiamo i messaggi, invece noi lo facciamo sempre. Movimentati, pensionati e vestiteli con gilet gialli e andiamo tutti a Roma a far valere le nostre posizioni. Con questo sistema almeno la Francia ha bloccato le accise sui carburanti. Messaggio precedente, vediamo un attimo, dopo faccio rispondere anche ai messaggi, vediamo se eccolo qui. Europa e sociale, 2 cose attualmente distinte. Per l'Europa e sociale solo far ospitare i migranti all'Italia. Dunque io innanzitutto voglio dire questo. Noi abbiamo già delle iniziative programmate. Abbiamo una politica, abbiamo delle scelte. In questi giorni ci sarà il congresso della CES. 21. Cos'è la CES? La CES è la Confederazione Europea di tutti i sindacati. Quindi tutti i sindacati a prescindere, trasversale. Questo congresso si farà a Vienna dal 21 al 24 di maggio e lì presenteremo la piattaforma con la quale noi chiediamo ai futuri parlamentari, al futuro Parlamento europeo, di darci delle risposte. Per cui il sindacato che convoca il proprio congresso a ridosso delle elezioni, perché 21-24 siamo 2 giorni prima del 26 che è il giorno del voto, lei capisce bene che noi è vero attribuiamo grande importanza a far sentire il peso del mondo del lavoro e dei pensionati in questa campagna elettorale nei confronti del prossimo Parlamento. Ma noi abbiamo anche il 26 di aprile, fra pochi giorni, una manifestazione a Bruxelles. Okay. Una manifestazione il 26 di aprile, ci stiamo già organizzando, perché Bruxelles non è qui a 2 passi, non facciamo neanche la corriera, ci dobbiamo organizzare con certi mezzi di trasporto, però il 26 ci sarà questa grande manifestazione, secondo noi oltre 10.000 fra lavoratori e pensionati di fronte al Parlamento, di fronte al governo che ha sede appunto a Bruxelles, e ci stiamo organizzando e anche lì per portare quelle che sono le nostre rivendicazioni. E sono 2 appuntamenti intanto di iniziativa, di lotta, ma il primo giugno noi avremo un'altra manifestazione nazionale a Roma, dove pensiamo di portare 40.000 pensionati, in questo caso assieme a CISL e UIL, per cui come vede di iniziative ne stiamo programmando, ne stiamo, è vero, mettendo in atto, perché vogliamo esercitare un ruolo di pressione, vogliamo esercitare un ruolo di indicazione rispetto alla svolta che necessita. Questo deve essere chiaro. L'Europa così com'è non va bene. Questo è un dato di fatto. L'Europa non va bene. Noi siamo per dire, facciamo le nostre iniziative, esercitiamo il nostro ruolo di pressione come organizzazione sindacale, è vero, in presenza del fatto che necessita una diversa Europa, nella quale, vede, la gente è poco innamorata, perché come diceva anche Fulvio prima, noi sullo Stato sociale abbiamo fallito. Perché nel corso di questi anni, non solo in Italia la spesa per il sociale si è ridotta, ma a me capita, è vero, con le riunioni internazionali alle quali partecipo, di sentire questo leitmotiv da parte di tutti i paesi.
Infatti c'è uno scontento generale, te la fermo qui. Problema 1, stato sociale che non funziona, questo è chiarissimo e purtroppo è trasversale, ma cos'altro è che non va e soprattutto quali sono delle proposte anche concrete, attuabili, accettabili dall'Europa, perché anche il progetto della nostra quota 100, pensioni, di rivedere la legge Fornero, all'Europa non è piaciuto, c'è stato bocciato, quindi dove si tocca la questione pensionati, ovvero soldi, ai noi male le cose vanno. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo insieme.